Buonasera a tutti ragazzi, domani arriva un'altra ondata di maltempo, concentrata più o meno ragazzi a nord, come potete ben vedere ragazzi, sarà soprattutto in Piemonte, Val d'Aosta, la Liguria, come potete vedere anche su gran parte della Sardegna, quindi una settimana incomincia già una settimana all'insegna del forte maltempo. Come potete vedere, è finita una perturbazione, ne sta arrivando un'altra, ragazzi. Quindi questa è la previsione per domani, ragazzi. Quindi un lunedì davvero molto cupo, perlomeno al nord. Poi come potete vedere dalla Toscana al lato Adriatico fino alla Sicilia ragazzi il tempo sarà molto stabile, quindi sarà una cosa soprattutto su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, tutto il nord ragazzi, e un po' giustamente anche la Toscana lato Tirreno, quindi lato da questa parte. Quindi sul Lazio si prevedono temporali molto intensi in grado di scaricare al suolo, ragazzi, ingenti quantità d'acqua, dei nubi fragili, ragazzi. Quindi anche martedì si prevede dalle primissime ore forti temporali su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con la neve sull'arco alpino più o meno sui 1000 metri, 1200 va. Quindi poi man mano il maltempo scenderà verso i settori di 13 del centro-sud. Però questa è quella per oggi, diciamo per domani ragazzi, quindi questa immagine che vedete è prettamente per la giornata di domani. Quindi diciamo che si aprirà un'altra settimana ragazzi di maltempo, quindi per domani è previsto perlomeno come potete vedere su Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Veneto, un po' completamente quasi tutto il nord, un po' la Toscana, il lato tirrenico, noi il lato adriatico, fino al Lazio, come potete vedere anche su Roma ci sta maltempo, quindi anche su Roma ci potrà essere intensità molto forte di pioggia a livello di nubi fragili parlano qui, quindi ho controllato quasi tutti i meteo ragazzi, tutti quanti dicono la stessa cosa. Poi ho preso l'immagine pure dal satellite che ho comprato, che sapete che questo qua l'ho comprato io, è mio personale, quindi l'immagine parla chiaro, quindi hanno ragione anche loro, quindi a parte il mio modello che ho comprato, però l'ho messo a paragone pure con gli altri, siti meteo e dicono la stessa cosa più o meno, a parte che l'immagine parla da solo, quindi non c'è bisogno di spiegare perché, come vi ho detto, il rosso significa forte, il viola significa neve e il blu significa nuvole temporali, pioggia normale, quindi più vedete il colore più si intensifica, quindi il giallo è medio, il rosso è forte, il nero è proprio fortissimo, quindi come potete vedere su Roma ci sta la macchia nera, quindi possibili nubi fragili, chiamiamoli così, forti piogge ragazzi, io poi mi esprimo così. Quindi domani sarà un'altra giornata, un'altra settimana che partirà con tanta pioggia che poi nel corso della settimana io già ho dato un'occhiata ragazzi, non è che migliorerà, poi vi aggiornerò mano a mano, però posso assicurarvi che camminerà anche fino al sud Italia. Domani ci salveremo, ma già dopodomani il centro e il sud incominceranno a prendere le prime bastonate a livello meteo, quindi già arriverà alta pioggia su Napoli e su Salerno e sull'intera, Molise, Umbria e tutte queste città che domani dovrebbero essere completamente soleggiate. Quindi la previsione per domani è maltempo interamente a nord, con un po' di Toscana al lato tirrenico. Quindi questo è il Lazio, sempre una, quasi tutto, perché beh, sì, perché in effetti il Lazio, sì. Quindi ragazzi, per domani sempre massima attenzione, dove vedete le macchie rosse, ragazzi, lì è dove la pioggia cadrà di più, quindi
sempre massima attenzione, le coste saranno molte, diciamo, i mari molto mossi, quindi attenzione sulla Liguria che il mare sarà molto agitato, sulla Toscana, quindi sul lato costiero ragazzi fate massima attenzione, come pure sulla Sardegna ragazzi, il lato di Sassari a sinistra fa molta attenzione perché ci sono molte mareggiate pure lì, quindi diciamo che domani sarà un'altra giornata all'insegna della pioggia, pure il Friuli Venezia Giulia uguale, ci sarà la neve sul Friuli Venezia Giulia, sulla Lombardia e sulla Val d'Aosta, in effetti e Piemonte, quindi credo sui 1000-1200 metri come ho letto pure in tanti metri, non è che la farà a bassa quota, quindi partiamo che la farà ma sempre dai 1000 metri a salire, almeno per il momento. Poi vedremo man mano come si evolverà la situazione. Ragazzi, vi auguro buona notte a tutti e ci sentiamo domani. Quindi questa qui è la previsione, diciamo, completa per la giornata di domani 18 novembre, quindi un lunedì, diciamo, ragazzi, all'insegna del maltempo per il nord Italia, mentre dal centro fino alla Sicilia, ragazzi, domani sarà una giornata normalissima. Di certo le temperature saranno un po' freddine, ma è anche normale, quindi buonanotte a tutti ragazzi e a domani.